Tanta la gente che ieri ha assistito commossa ai funerali della giovane Loredana Guida, giornalista e insegnante, che per un caso di malaria non saputa diagnosticare all'ospedale di Agrigento ha perso la vita, sconfitta dal male. Loredana si era recata in Nigeria in quanto voleva fare attività di volontariato e prodigarsi per la costruzione di un ospedale o di una scuola, ma al suo ritorno si è sentita male e recatasi immediatamente in ospedale con una forte febbre e nausea. L'attesa si è protratta inutilmente per circa 9 ore senza che nulla accadesse e nessuna cura le fosse stata data, rientrata a casa dopo aver firmato le dimissioni. Dopo 5 giorni Loredana si è recata nuovamente in ospedale, in ambulanza, quasi in coma. Questa volta a nulla sono valse le cure e la ricerca spasmodica di un vaccino nei vari ospedali siciliani tra Catania, Messina e Palermo. La giovane strongata dal virus non ha resistito e il suo cuore ha smesso di battere. Era il giorno 28 gennaio scorso. I familiari, così delusi da tale abbandono, noncuranza e mancanza di cura, hanno esposto il caso in procura presentando formale denuncia. Le autorità giudiziarie per questo hanno aperto immediatamente un'inchiesta. Pochi giorni fa la notizia che sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo ben 7 persone, tra medici e infermieri, tra cui anche il suo medico curante, e su tale fronte si aspettano gli esiti dell'esame autoptico che saranno consegnati entro 3 mesi. Anche l'ASP di Agrigento per l'occasione ha istituito una commissione d'inchiesta per fare luce su quanto realmente è successo all'ospedale San Giovanni di Dio. Ieri ai funerali davanti alla chiesa anche un banchetto per la raccolta dei fondi per la costruzione di un ospedale che Loredana voleva costruire in chiesa africana, un modo così per non dimenticarla. I funerali di Loredana sono stati celebrati presso la chiesa di Fontanelle da Don Carmelo Petrone, una chiesa gremita di amici e conoscenti che ha dichiarato nel suo ricordo della giovane Loredana e collega: sono tanti i sentimenti nel mio cuore, l'incredulità di fronte a quanto accaduto, ma anche l'inadeguatezza a pronunciare parole che possono scendere nel cuore e lenire almeno un poco la sofferenza. Una morte così per Don Carmelo lascia increduli, storditi, pieni di dolore. Ecco perché solo con il silenzio, le lacrime, gli abbracci e la preghiera ci stringiamo ai familiari di Loredana. Così Don Carmelo ha voluto interpretare i sentimenti di quanto affollavano la chiesa ieri a Fontanelle, una chiesa dove Agrigento si è stretta attorno ai familiari di Loredana Guida, la giornalista insegnante, morta soli a 44 anni. Abbiamo il cuore gonfio di dolore per quanto accaduto, ha continuato Don Carmelo Petrone. Il nostro cuore è appesantito da tante domande che non trovano alcuna risposta, che disorientano e intristiscono. Toccanti le testimonianze in chiesa dei vari colleghi, insegnanti, giornalisti e delle sorelle. Per i giornalisti ha preso la parola Silvio Schembri, che con Loredana aveva condiviso l'esperienza lavorativa. Più volte durante il rito funebre è stato ricordato il sorriso, la risata che contraddistingueva Loredana. Sembra che il distacco della morte abbia creato un valico incolmabile e il pianto e il dolore di tutti noi sia l'unico saluto di addio che possiamo dare a Loredana. Sembra le parole di fede che abbiamo ascoltato ci dicono che il pianto e il dolore ha lanciato un messaggio a Don Carmelo si trasformino in speranza. Cristo è risorto e con lui anche noi risorgeremo. Presenti anche il comandante dei carabinieri Giovanni Pellegrino e il sindaco Lillo Firetto e tanti alunni della scuola dove è insegnata. La salma è stata poi portata al cimitero di Cianciana. E anche in questa terribile storia che ti riguarda faremo così. Continueremo a scrivere e a vigilare, andando a fondo, perseguendo il solo scopo della verità, senza abbassare la guardia. Te lo dobbiamo. Grazie per la tua sincerità e onestà, per la tua amicizia. Noi faremo di tutto, te lo prometto, affinché resti vivo il tuo ricordo e la tua passione. Lo faremo perché ci hai dato tanto e ci dobbiamo tanto noi. Dobbiamo bene.